Una riflessione del professore Di Natali sulla famiglia indirizzata anche al prossimo governo. Come centro di bioetica noi teniamo in considerazione le problematiche etiche e le problematiche familiari. Si sta formando un nuovo governo e questo è il nostro augurio, ma il nostro augurio affinché questo governo possa tenere in considerazione la famiglia, perché la famiglia ha un posto rilevante nella Costituzione italiana, perché la famiglia è al fondamento della società. E se oggi noi vediamo una società disgregata, se noi oggi vediamo tante situazioni conflittuali, se oggi l'uomo sta perdendo tanti valori, è perché la famiglia in questi ultimi decenni è stata bistrattata da qualsiasi punto di vista, anche dal punto di vista economico. Noi desideriamo che ci sia una politica vera di sostegno della famiglia, perché ognuno di noi ha formato la propria personalità all'interno della famiglia. Nella famiglia ha conosciuto la gratuità, ha conosciuto il dono, il rispetto, l'amore reciproco, i valori della solidarietà. Sono quei valori fondamentali per una società. Per cui questo è il nostro desiderio e il governo debba necessariamente tenere in considerazione questi auspici, perché diversamente possiamo dire che non avremo alcun futuro per questa Italia.